Il giornalista caporedattore del TG5 Mediaset e scrittore agrigentino Carmelo Sardo ha presentato ad Agrigento al Circolo Empedocleo il suo ultimo romanzo, Dove non batte il sole. A costo di apparire stancamente ripetitivo, io lo devo dire, tutte le volte che vengo ad Agrigento a presentare il mio nuovo libro ho un'emozione così grande, ma vi prego di credermi, non è retorica facile, è un'emozione così grande che non mi capita in nessun'altra città d'Italia. Perché? Perché rivedo gli amici, rivedo la mia gente, rivedo le persone a me più care, le persone di una vita. E quindi per me è un motivo di grandissimo orgoglio essere stato al Circolo Empedocleo qui di Agrigento per presentare il mio ultimo romanzo Dove non batte il sole, che dopo la parentesi dell'arte della salvezza, la storia favolosa di Mark Hart, torno ai temi a me molto cari, che mi stanno molto a cuore, peraltro che sono di drammatica attualità, e cioè le persone derelitte che finiscono all'ergastolo, che subiscono il 4 bis, il 41 bis. Starete sicuramente seguendo in questi giorni il dibattito sul caso Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis, sull'ergastolo stativo che si sta cercando di cambiare perché è anticostituzionale. Ecco, io ho costruito una storia attraverso un personaggio che ho inventato. Ma le storie che capitano a questo personaggio inventato sono tutte realmente accadute e mi sono state affidate negli anni da detenuti che mi hanno in qualche modo contattato, perché come saprete dal mio primo romanzo d'esordio, Vento di Tramontana, ormai nel lontano 2010, sono diventato per molti detenuti un loro punto di riferimento per poter esorcizzare il loro passato di dolori e far capire, dimostrare di essere diventati delle nuove persone. Ecco, Dove non batte il sole parla di tutto questo, racconta storie realmente accadute e invita il lettore non a farsi delle certezze, ma a porsi dei dubbi, a ragionare e a smarcarsi da certi pregiudizi.